l'adozione del modello di regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazione sui tesserati. Avevamo detto che questo decorreva dal 1° luglio e leggendo bene e sentendo anche la LND proprio stamattina, questo interpretando bene il comunicato 87/A del 31 agosto della PGC, 31 agosto 2023, si legge bene che la FIGC a 31 agosto 2024, questa figura e l'adozione del modello decorre quindi dal 1° settembre. Niente paura, tra l'altro proprio oggi mi hanno, sulla nostra richiesta, con la nostra mail, hanno risposto dicendo che finalmente hanno firmato il contratto con la ditta KPMG per l'adozione di questo modello che vi verrà comunicato in tempo. Quindi già questo rispetto a lunedì è cambiato. Abbiamo fatto un altro comunicato ufficiale oggi che riguarda in modo esaustivo l'articolo 32 delle NOIF, quindi buon lavoro, buona attenzione, io sono qua, ma credo che non abbiate bisogno di parlare con me quando ci sono Paolo e Giordano e dico buon lavoro davvero. Eccoci qua. Allora, buonasera a tutti di nuovo. Possiamo dire, Presidente, siamo 230 adesso. Allora, prima sessione, dai. Sì, esatto. Allora, come vi ha detto Presidente, comunque questa sessione di lavoro verrà registrata. Una volta finita la sessione, questa verrà messa, a volte di domani, insomma, verrà messa nel nostro sito web FIGC Veneto Calcio, in modo che sarà disponibile a tutti, anche quanti, magari come ho già ricevuto diverse mail, non hanno potuto partecipare. Allora, c'è una cosa da dirvi subito. La sessione si svolgerà con l'impossibilità da parte vostra di attivare il microfono. Abbiamo ritenuto importante questo modus operandi per limitare i tempi di intervento, altrimenti si finirebbe, giusto Beppi, a notte inoltrata, perché qua con tutte le domande. Quindi questo non significa che non potete intervenire, voi potete assolutamente intervenire però attraverso una chat. Quindi noi abbiamo fatto delle slide che adesso andremo a condividere perché è materia soprattutto di Giordano D'Alio che è preparato. Abbiamo fatto delle slide molto sintetiche, ma proprio per dare il concetto della norma. Okay? Quindi queste slide sono relative agli articoli che sono oggetto di variazione, quindi inutile, non prendiamo tutte le normative federali, ma solo queste qua. Al termine di ciascuno degli articoli che andremo ad analizzare c'è uno spazio che si chiama question time, lo conoscete tutti quanti, quindi è uno spazio riservato a voi per poter scrivere in chat e chiedere informazioni. Quindi già quando, in questo caso Giordano, inizierà a parlare, se avete già dei dubbi o avete dei quesiti, voi iniziate a scriverli. Noi man mano, dopo andremo ad esaminarli, vi risponderemo. Quelli che non riusciremo, le domande non riusciremo a rispondere, comunque risponderemo sempre per mail. Andremo anche, questo sarà compito mio, andrò a raggruppare più richieste che vertono sullo stesso argomento, diamo una risposta unica. Vi chiedo solamente di porre le domande in base a quegli argomenti che andiamo a trattare. Quindi inutile parlare, faccio un esempio, di premi di preparazione, perché quella sarà, e ve lo dirà anche il Presidente in seguito, quello sarà oggetto di una successiva riunione che è in programma. Quindi, ecco. Quindi io direi, lascio la parola a Giordano, vado subito in condivisione e man mano quindi esaminiamo le varie slide. Buonasera a tutti. Come già detto da Paolo e dal Presidente, ho fatto già tutta la presentazione, quindi io sono pronto per partire subito con i nostri argomenti di questa sessione sul tesseramento. Partirei subito dalla novità di questa stagione sportiva, che è il ritesseramento.
Avete visto che è stata una novità introdotta ultimamente nel portale. E è un'operazione che si può fare dal 1° di giugno al 25 di giugno. Adesso attendiamo un attimo che arriva anche la slide in condivisione. Ecco qui, benissimo. Allora, come ho detto prima, è un'operazione che si può fare dal 1° di giugno al 25 di giugno. È consentito per i calciatori dilettanti ed SGS volontari con scadenza del vincolo al 30 di giugno. La società potrà effettuare l'operazione nel portale LND selezionando nella sezione tesseramento dilettante o tesseramento SGS in base alla tipologia dell'atleta l'opzione prelazione nuova stagione. La società verranno visualizzati tutti i calciatori, come detto prima, volontari con scadenza al 30 del 6. La società dovrà cliccare sopra al nominativo, quindi la società creerà la pratica, la dematerializza, la firma, la farà firmare proprio anche al calciatore e ai genitori se minorenne e al presidente della società, quindi proprio pratica di tesseramento. La dovrà inoltrare sempre in maniera telematica e, e ovviamente il calciatore potrà essere solamente un calciatore volontario. Il comitato prenderà in carico la pratica, la visionerà e se incompleta la metterà in errore. Bisogna fare molta attenzione perché se la pratica è in errore e non viene sanata entro il 25 di giugno, quindi dentro la data ultima per questo periodo di prelazione del tesseramento, la pratica verrà cancellata e non potrà più essere sanata ed approvata. Dal 1° di luglio, con l'apertura della nuova stagione sportiva 24-25, il sistema provvederà in automatico ad impostare il nuovo vincolo. Quindi voi non dovete fare nulla, se avete già fatto la prelazione del tesseramento per la nuova stagione sportiva, è stata regolarmente approvata, voi non dovete più fare nulla per quanto riguarda quel calciatore. Il ritesseramento avrà decorrenza dal 1° di luglio e dalla stagione sportiva 24-25 la società potranno effettuare il ritesseramento dal 16 maggio al 25 giugno 2025. Quindi i punti diciamo da tenere a mente oltre alla data sono che calciatore, che tipologia di calciatore può effettuare la prelazione di tesseramento, che è riservata solamente ai calciatori volontari, dilettanti e del settore giovanile. Prendo spunto prima di vedere se ci sono delle domande in merito al ritesseramento, a una domanda che ci è stata fatta nel primo incontro, dove una società ha chiesto il perché di questa operazione, lo scopo di questa operazione. Io ho dato il mio parere in merito e credo che sia una cosa utile questo ritesseramento per voi società che avete la possibilità di programmare il tesseramento dei calciatori per la nuova stagione sportiva. Viene fatto in un periodo, credo, dove i calciatori sono ancora disponibili perché magari fanno ancora attività, tornei o allenamenti e quindi avete la possibilità di reperire subito le firme del calciatore, dei genitori per la nuova stagione sportiva, cosa che magari diventa un po' più complicata nel periodo estivo tra ferie e altre cose. Tutto qua, quindi vediamo se ci sono delle domande. Paolo, ci sono delle domande? Sì, c'è il Vittorio Farmi. Non riusciamo a capire. Allora, sì, allora credo che
Credo che intendete quella tipologia di calciatore che magari si trova a cavallo del tesseramento dal settore giovanile a dilettante. Il ritesseramento lo dovete fare in base alla tipologia e all'annata del calciatore. Poi, se durante la stagione sportiva nuova, quindi 24-25, avete fatto il pretesseramento come settore giovanile, nella nuova stagione sportiva potete fare anche il tesseramento come DL, in quel caso lì farete il DL. Altra domanda che ci viene fatta è: ma come mai quest'anno hanno solamente 6 giorni per fare questa prelazione? No, beh, 6 giorni non sono 6 giorni. Adesso, da Diciamo, adesso, sono 6 giorni da oggi, però noi la comunicazione l'avevamo fatta anche nei comunicati ufficiali e come detto all'inizio, il periodo per la prelazione di questa stagione sportiva va dal 1° di giugno al 25 di giugno. Quindi diciamo noi comunque ricordo ancora nel comunicato, credo di venerdì 31 maggio, avevamo messo le prime indicazioni per effettuare il ritesseramento. Adesso rimangono sì, 6 giorni. Altra domanda molto, molto importante: ma se non venisse fatta la prelazione entro il 25, ci sono altre possibilità? Certo, il calciatore che il 30 di giugno riceve la libertà sportiva, come in diciamo, in modo tradizionale, dal 1° di luglio le società possono tesserare i nuovi calciatori. Questo è un periodo dove viene data la possibilità alle società di fare il tesseramento in anticipo, però comunque dal 1° di luglio che si apre la nuova stagione sportiva, nulla è cambiato dalle passate stagioni, quindi il 1° di luglio si apre la nuova stagione sportiva e dal 1° di luglio potete effettuare i nuovi tesseramenti. E con questo abbiamo risposto anche al palla al piede, che aveva detto infatti si potevano tesserare come ogni anno dopo il 1° luglio. I suoi calciatori, tutti volontari, non vanno in vacanza. Il Real Grisignano chiede invece: questo tipo di tesseramento vale anche difficile, per la scusa nostra Paolo, società? Sì, dimmi Beppi. sdrammatizziamo un attimo, è difficile che i giocatori di palla al piede riescano ad andare in vacanza. Comunque è una battutaccia, ma siccome li conosco mi posso permettere. Scusa Paolo, un'osservazione, ha ragione Giordano quando dice che con il comunicato 113 del 31 maggio noi avevamo già pubblicato la decorrenza dal 1° giugno al 25 giugno della possibilità del ritesseramento. Ok, bene. Il Real Grisignano ci chiede: questo tipo di tesseramento vale anche per la nostra società che passa dal comitato regionale alla divisione nazionale? Certo, sì, sì, vale sempre ovviamente per i calciatori volontari, ma avete la possibilità di farlo, quindi automaticamente poi dal 1° di luglio li troverete vincolati sempre per la vostra società per la divisione. E questo naturalmente vale anche per gli italiani e per gli stranieri? Sì, sì, indifferentemente la prelazione può essere fatta sia per i calciatori italiani che per i calciatori stranieri. Ripeto per l'ennesima volta, per essere sempre più chiaro, la distinzione non viene fatta tra italiani e stranieri, ma viene fatta solamente tra volontari e calciatori con contratto. Quindi gli unici che possono farlo, ripeto per un'altra volta, sono i calciatori volontari. Il Monastero San Biagio chiede invece se un atleta del settore giovanile, tesserato con prelazione come esordiente, ma in età giovanissimo, dal 1° luglio lo trova già aggiornato? Tornerà il tesseramento, perché comunque il calciatore viene tesserato per la società e troverete tesserato per la categoria di competenza. Naturalmente chiedono se è necessario che il portafoglio ci siano
c'è un importo per coprire la spesa del ritesseramento della prelazione. Sì, allora, la copertura del portafoglio è necessaria. I pretesseramenti o comunque le prelazioni per la nuova stagione sportiva vengono imputati a questa stagione sportiva, quindi i ritesseramenti che fate nella stagione sportiva 2023-2024 vengono imputati in questa stagione sportiva, a differenza dei tesseramenti che farete dal 1° luglio che vengono imputati alla nuova stagione sportiva. Quindi è necessario avere disponibilità nel portafoglio. E SGS lì, ma non per i certificati assicurativi e piccoli amici? No, e per i certificati assicurativi, piccoli amici, primi calci, non è consentito il pretesseramento in quanto non è ancora considerato tesseramento, ma carta assicurativa. Quindi per questa tipologia di tesseramento non è consentito la prelazione. Quindi i piccoli amici e primi calci potranno essere istruite le pratiche dal 1° luglio. Ok, ci chiede la società del Redentore, se un ragazzo pretesserato a fine agosto vuole cambiare società, come dovremo comportarci? Ma dovete comportarvi come se fosse un tesserato fatto dal 1° luglio, quindi se lui è stato tesserato con la prelazione di tesseramento, nei periodi dei trasferimenti potete effettuare il trasferimento in una nuova società. Ovviamente, vi anticipo già, non lo troverete nelle liste di svincolo. Il Valpolicelli invece chiede se la prelazione può essere per un tesseramento pluriennale. Allora, tesseramento no, perché il tesseramento, la prelazione di tesseramento può essere solamente annuale. Allora c'è una notizia tecnica, questa la do io. Allora, ci chiedono di ammettere le persone che sono fuori in attesa. Le persone che sono in attesa, nonostante avessi mandato una mail precisa questa mattina, sono tutti registrati con un nome. Mi dispiace, questi non vengono ammessi, come abbiamo già detto, vengono ammesse le società. Ecco, D'accordo. quindi, ecco, allora in questo caso domande non ce ne sono più, per questo primo argomento non ce ne sono più. Quindi io direi che possiamo passare all'altro articolo. Sì, passiamo ad un altro argomento che sono le tipologie di tesseramento. Quindi partiamo dai calciatori giovani che sono riportati nelle NOIF all'articolo 31. Sono i calciatori e le calciatrici dall'8° anno compiuto al 16° anno non compiuto. Il calciatore giovane vincolato alla società per la quale è tesserato per la sola durata della stagione sportiva, al termine della quale è svincolato. Per la stagione sportiva 2024-2025 è consentito in deroga per le società di puro settore giovanile di tesserare con vincolo annuale i calciatori e le calciatrici nati nel 2008, in analogia a questa stagione sportiva dove c'era la deroga per le società di puro settore giovanile, poi estesa anche alle società dilettantistiche di tesserare i 2007. Altre tipologie sono i giovani dilettanti, questi li troviamo nelle NOIF all'interno dell'articolo 32, sono i calciatori e le calciatrici che in corso di stagione sportiva o al 1° luglio abbiano già compiuto il 16° anno di età. Se tesserati con società della LND, il loro tesseramento può durare 2 stagioni sportive, quindi dai 16 ai 18. Può fare il tesseramento biennale, quindi solamente il calciatore sedicenne può fare il vincolo come volontario biennale.
salvo ovviamente non instaurino un rapporto di lavoro sportivo pluriennale. In assenza di accordi con con la società, volontario biennale o rapporto di lavoro sportivo, come detto prima, il tesseramento scade al termine della stagione sportiva. Passiamo ora ai calciatori non professionisti, con l'articolo 29. Sono i calciatori e le calciatrici che hanno compiuto anagraficamente il 18° anno di età. Il tesseramento dura al massimo una stagione sportiva, salvo che non instaurino un rapporto di lavoro sportivo pluriennale. In caso di lavoro sportivo pluriennale, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto. La durata massima dei contratti di lavoro sportivo o di apprendistato sono di 5 stagioni sportive per i calciatori maggiorenni, 3 stagioni sportive per i calciatori minorenni. Sempre in merito ai vincoli sportivi, c'è la norma transitoria, che sono i calciatori e le calciatrici che il 1° luglio 2003 erano in continuità di tesseramento, quindi sono tutti quei calciatori tesserati nelle passate stagioni sportive che al 1° luglio del 2023 hanno mantenuto il vincolo sportivo. E la scadenza del tesseramento è fino al 30 giugno del 2024 se sono nati negli anni 2002 e precedenti. Ovviamente, come detto prima, fatto salva la maggior durata del vincolo in caso di stipula di contratto di lavoro sportivo o di apprendistato. Fino al 30 giugno 2025 se nati negli anni 2003-2004 e fino al 30 giugno 2026 se sono nati dal 1° gennaio 2005 in poi. Come anticipato prima anche dal Presidente, abbiamo anche pubblicato nel comunicato ufficiale di oggi alcune precisazioni in merito ai vincoli sportivi riportati nell'articolo 32. E qui abbiamo, come riportato nel comunicato, suddiviso la cosa. Allora abbiamo suddiviso quei calciatori con contratto di lavoro sportivo, scusatemi, parliamo sempre di calciatori in continuità di tesseramento. Quindi quel calciatore che ha fatto il contratto di lavoro sportivo con la sua società di appartenenza, al termine del contratto si ripristina la continuità di tesseramento. Quindi questo è l'unico caso dove la scadenza del contratto non determina la decadenza del tesseramento. Ovviamente sempre in base a questa norma transitoria. Poi c'è il caso del trasferimento definitivo verso d'altra società. In questo caso il calciatore verrà svincolato al termine della stagione sportiva in quanto si interrompe la continuità di tesseramento. Questo è il caso dove la continuità di tesseramento viene interrotta, cosa che non accade in caso di trasferimento di calciatori in continuità di tesseramento trasferito in un'altra società a titolo temporaneo. In questo caso qui, alla scadenza del trasferimento temporaneo, il calciatore ritorna alla sua società di appartenenza e ci rimane fino alla scadenza del vincolo, come riportato nella slide precedente. Vediamo ora se ci sono delle domande in merito a queste. Allora sì, per ritornare alla prelazione, l'Olimpia Salese chiede che documentazione bisogna presentare per il ritesseramento dei pulcini con la prelazione. La prelazione di un calciatore pulcino basterà, non bisogna presentare nessun documento, a parte il sistema. Ecco, allora stiamo aspettando ancora delle domande e mi sento di dire, Giordano, sei d'accordo, che queste continue variazioni delle norme
continui aggiornamenti hanno un po' scombussolato anche noi, perché chiaramente i rapporti, per esempio, tra il CR Veneto e le società ci siamo trovati in difficoltà. Perché? Perché magari le società ci pongono un quesito, in prima battuta diamo una risposta e quando magari qualche giorno dopo tutto quanto viene ribaltato e dobbiamo fare come è successo, vedete, lunedì e oggi purtroppo siamo costretti praticamente a raccontare una storia diversa. Ti correggo Paolo, era martedì che è arrivata la... Sì, Ah sì, 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 era che ci è martedì. arrivato... Allora, ecco, sono arrivate delle domande. Calciatore nato nel 2005, trasferito ad altra società e tesserato come volontario al termine della stagione. Scade il vincolo? Allora, in primis bisognerebbe capire che tipo di trasferimento ha fatto. Io adesso comunque faccio dei due esempi. Allora, se fa il trasferimento definitivo, allora, se fa un trasferimento definitivo, il calciatore si perde la continuità di tesseramento e quindi il calciatore poi verrà svincolato. Nel caso di trasferimento temporaneo, invece il calciatore svolge attività con la società cessionaria al termine della stagione sportiva, quindi al termine del trasferimento temporaneo, lui ritorna alla sua società di appartenenza e il vincolo è determinato dall'anno di nascita e quindi, guardi, lo ripeto anche per far più chiarezza, se i calciatori sono nati nel 2003-2004, la scadenza del vincolo è 30 giugno 2025. Se i calciatori sono nati nel 2005, 2006, 2007, la scadenza del vincolo è 30 giugno 2026. Quindi l'unica differenza è che ci siamo trovati un po' spiazzati perché l'interpretazione che veniva data all'inizio della stagione sportiva era quella che un calciatore in continuità di tesseramento che stipula un contratto di lavoro sportivo con la società di appartenenza, la scadenza del vincolo veniva determinata dalla scadenza del contratto. Da ieri che la LND ha mandato una circolare, invece se il calciatore in continuità di tesseramento fa un contratto con la sua società, questo contratto non interrompe la continuità di tesseramento. La Unione Eurocassola chiede se si può fare il pretesseramento per i calciatori in prestito presso altre società. No, il pretesseramento, la prelazione di tesseramento è consentita solo ai calciatori della società volontari con scadenza del tesseramento al 30 giugno 2024. Importante questo, Santa Caterina Stanghella chiede se per i calciatori extracomunitari che da primi calci diventano pulcini, ma stiamo parlando di prelazione qua, quindi non stiamo parlando di tesseramento, è prelazione, non ci sono altri documenti da presentare. In quel caso, allora, nel caso di calciatore straniero, piccolo amico, che deve fare il tesseramento come pulcino, dovrà farlo, non c'è la prelazione di tesseramento, ma bisogna attendere il 1° di luglio per tesserarli. Poi, essendo straniero, al primo tesseramento per il tesseramento bisognerà tenersi alla normativa FIFA. Ecco, invece la Santagiolese ci pone un bel quesito. Un calciatore dilettante che aveva in origine un vincolo pluriennale hanno stipulato un contratto con la scadenza 30 giugno 2024. Il contratto era annuale. Non è in contraddizione con la slide che abbiamo mostrato finora? No, l'abbiamo specificato nelle precisazioni alla norma transitoria pubblicate anche nel comunicato ufficiale
ad esempio, prendiamo l'esempio di un calciatore 2005, o 2003 o 2004, comunque in continuità di tesseramento, che ha quindi scadenza del vincolo o 30 giugno 2025 o 30 giugno 2026, che stipula un contratto con la propria società di appartenenza al 30 giugno 2024, da ieri non interrompe la continuità di tesseramento, quindi interrompe al 30 giugno, decade quel contratto di lavoro sportivo, ma non decade la continuità di tesseramento, quindi lui l'interpretazione è un chiarimento che dovevamo fare perché abbiamo avuto una interpretazione diversa dagli organi federali. Bene, allora ci chiedono anche cosa si intende per apprendistato. Per apprendistato si intende quel contratto che viene fatto al calciatore minorenne. Ecco, il Valpolicelli invece chiede, nei contratti sportivi pluriennali devono essere distintamente indicati gli importi annuali riferiti a più stagioni e di diverso importo? Sì, allora, nel contratto pluriennale bisognerà indicare per ogni stagione sportiva l'importo lordo che verrà erogato al calciatore. Ricordo sempre che in base all'accordo collettivo il minimo contrattuale è 1.800 euro. L'Unione Eurocassola, a seguito della domanda di prima, chiede se anche nella società cessionaria ha stipulato un co-co-co sportivo. Quindi se può fare un pretesseramento per atleti che sono in prestito presso altre società oppure ritornano automaticamente nella lista delle società cedenti, anche se questo aveva stipulato con la società cessionaria un contratto co-co-co. Allora, il calciatore, come detto, di tesseramento, quindi il ritesseramento deve avere scadenza 30 giugno 2024 e deve essere volontario. Quindi se il calciatore invece è in continuità di tesseramento e ha fatto un trasferimento temporaneo, lui ritorna alla sua società alla scadenza del trasferimento. Ecco, credo che sia l'ultima domanda, che anche questa, perché l'incontro di questa sera si fa vivace. Il rapporto di carattere volontario della prelazione di tesseramento può essere trasformato in oneroso con un aggiornamento di contratto? Sì, può essere trasformato in oneroso, però bisogna attendere il 1° luglio 2024, quindi con la nuova stagione sportiva il calciatore da volontario può passare a oneroso con l'aggiornamento del contratto. Ecco, ultima domanda dal Treviso Women. Un calciatore 2004-2005 trasferito in prestito definitivo. Ma cos'è? O prestito definitivo? Nella stagione 23-24 interrompe il vincolo sportivo al 36-2024? Sì, allora, trasferimenti possono essere o a prestito o definitivi. Per rafforzare comunque il concetto, rifaccio i due esempi dei calciatori in continuità. Se il calciatore viene trasferito definitivamente dalla società di appartenenza ad una nuova società, si interrompe la continuità di tesseramento. Se il calciatore viene trasferito a titolo temporaneo, quindi in prestito, questo trasferimento non interrompe la continuità di tesseramento. Quindi al termine della stagione sportiva il calciatore rientra. Ecco, vedi che l'argomento è interessante perché sul Virtus Abloh chiedono se tutti i contratti prevedono un minimo contrattuale di 1.800 euro.
Beh, allora un minimo annuale di 1.800 euro, sì, diciamo riportato dall'accordo collettivo, che sono 150 euro lordi al mese. E poi ovviamente se viene stipulato non a luglio, ma viene stipulato più avanti, bisogna fare diciamo, i calcoli. Comunque sono 150 euro al mese o 1.800 anni. Allora, ecco, e concludiamo col Villanova e questo chiede se da volontario o oneroso è possibile in corso d'annata, è la domanda che tu hai risposto prima, Giordano, e se il minimo contrattuale, il Vigasio chiede di 1.800, io lo faccio da 900, cosa accade? Accade che il tesseramento non va a buon fine No. perché non possiamo comunque approvare tesseramenti con contratto di lavoro sportivo con importi inferiore agli accordi stipulati nell'accordo collettivo. Ecco, allora io direi che con questa domanda intanto possiamo chiudere e passare all'articolo 39, se sei d'accordo, Giorgio, in modo che andiamo avanti e tanto ci pervengono altre domande. Perfetto. Allora passiamo al tesseramento dei calciatori e delle calciatrici. Allora, i calciatori sono tesserati per la FIGC su richiesta sottoscritta e inoltrata per il tramite della società mediante il portale LND, quindi mediante il vostro portale, entro il 31 marzo entro il 13 di maggio se minorenne, che questa è una novità nella data perché eravamo sempre abituati a che il calciatore minorenne si poteva tesserare entro il 31 di maggio. La richiesta di tesseramento è redatta su moduli forniti dalla FIGC. Il modulo di tesseramento dovrà essere debitamente sottoscritto dal legale da legale rappresentante, ponendo anche il timbro della società. Dovrà essere firmato dal calciatore o dalla calciatrice e nel caso di calciatore minore anche dall'esercente la potestà genitoriale. Un'altra novità è la sottoscrizione del tesseramento per gli atleti in età compresa dagli 8 anni ai 13 anni, dove il tesseramento può essere sottoscritto solamente dagli esercenti da parte della potestà genitoriale. In questo sono compresi anche i piccoli amici e primi calci. L'atleta con età superiore ai 13 anni, il tesseramento dovrà essere sottoscritto anche dal minore. È consentito il tesseramento contemporaneo per una società dilettantistica di calcio 11 e una società di calcio 5 e viceversa. Nel caso di calciatore tesserato per una società dilettantistica che svolge la doppia attività, cosa molto importante e da tenere bene a mente, è che l'atleta dovrà sottoscrivere 2 distinte richieste di tesseramento. Abbiamo avuto anche quest'anno alcuni casi dove le società davano per scontato il tesseramento per entrambe le categorie, ma dalla passata stagione sportiva che è stato introdotto il doppio tesseramento, anche dovranno fare il doppio tesseramento, quindi uno per l'attività di calcio 5, uno per l'attività di calcio 11. Attenzione, volevo fare questa precisazione, attenzione anche nel tesseramento dei calciatori nel settore o l'attività del settore giovanile. Dovete ricordarvi sempre, una volta selezionato il nominativo, di verificare l'attività per la quale il calciatore era tesserato con altre società o per la vostra e di selezionare l'attività corretta durante la compilazione del form all'interno del portale LND. La data di deposito telematica delle richieste di tesseramento stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento, questo solo per gli italiani, perché per i calciatori stranieri bisogna attendere sempre l'approvazione del tesseramento da parte dell'ufficio tesseramento centrale se si tratta di primo tesseramento
e dal comitato o la divisione di competenza se si tratta di tesseramento di calciatore straniero al rinnovo di tesseramento. Nel caso di calciatore titolare di un contratto di lavoro sportivo, la decorrenza del tesseramento e del rapporto contrattuale è stabilito dalla data di deposito telematica della documentazione, purché venga concesso il visto di esecutività rilasciato dal comitato. Anche questa è una cosa dove fare molta attenzione, perché mentre nel tesseramento dei calciatori volontari basterà inviare la pratica di tesseramento e la data di tesseramento è sancita dalla data di spedizione telematica della pratica, ovviamente sempre salvo buon fine che la documentazione inoltrata sia tutta corretta, quindi che ci siano tutte le firme, tutti i documenti richiesti, quindi che sia una pratica corretta. In quel caso lì la data di tesseramento è data dalla data di spedizione. Nel caso invece di calciatori con contratto di lavoro sportivo deve essere rilasciato il visto di esecutività. Quindi il comitato verificherà il tesseramento, che sia completo delle firme, del timbro della società, verificherà che il contratto sia allegato, sia quello fornito dalla FIGC, quindi che viene stampato alla compilazione della pratica, e quest'anno avete già visto che è stato modificato la parte contrattuale all'interno del portale, quindi alcuni dati potete inserirli già nel portale e vengono riportati nel contratto. Quindi il comitato controllerà tutti questi dati e approverà il tesseramento. Da quel momento lì verrà rilasciato il visto di esecutività. Nella stessa stagione sportiva, il calciatore, la calciatrice di calcio a 5 può essere tesserata per un massimo di 3 società di calcio a 5 sempre, ma può giocare solamente per 2 di queste società. Chiedo l'intervento di Paolo se ci sono domande in merito al tesseramento. Come? Perché la materia di prima dei contratti ha veramente scatenato parecchie domande. Allora, incominciamo. Dunque, il Treville chiede, il minimo contrattuale vale per il contratto pluriennale, non vale per i dilettanti maggiori di 18 anni? No, beh, il minimo contrattuale vale per tutti i calciatori, cioè non solo cioè per tutti i calciatori che stipulano un contratto di lavoro sportivo. Se la società lo fa pluriennale, quindi magari mettiamo il caso che un calciatore maggiorenne fa un contratto di 5 anni, per tutte le 5 stagioni sportive dovrà essere riportato l'importo minimo di 1.800 euro. Ok, l'Unione Eurocassola ci chiede analogamente per i Cococò degli atleti, esiste anche un contratto quadro per dirigenti, accompagnatori addetti all'arbitro? Questa è materia, è materia No, diversa. Sì, facciamo magari rispondere il presidente, vediamo no, come... non esiste perché esistono gli accordi collettivi esclusivamente per i calciatori e per gli allenatori, per i tecnici. Bene, D'accordo, allora, vero? Giordano? Bene, grazie presidente. perfetto. Allora, poi dopo, nel tesseramento, il Vittorio Farne chiede, nel tesseramento da 1.800 euro possiamo indicare pagamento in meno di 12 mesi, indicando tempi e modi? Sì, beh, i metodi di pagamento vengono stabiliti tra la società e il calciatore. Potete riportare anche nel contratto i modi e i tempi con il quale la società pagherà il calciatore. E infatti, a proposito, quindi è un esempio questo che ha fatto, quindi se fanno il contratto a gennaio non dovrà più indicare 1.800 euro, ma saranno i 150 euro al mese conteggiati da gennaio al 30 giugno, se il contratto lo intendono risolvere il 30 giugno dell'anno, della stagione.
Allora, dopo il referendum, se non viene regolarizzata la prelazione di un giocatore al 25 giugno, dal primo uno si può tesserarlo senza problemi, sì, l'abbiamo già detto, anche questa era materia di prima, certo il tesseramento può essere fatto dal primo di luglio. La prelazione portava al fatto che già la società al primo di luglio si trovava già i tesserati nel proprio tabulato, poteva già richiedere il cartellino, eccetera, 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 quindi ok. Allora, il Valpolicella, se un giocatore risulta essere tesserato con scadenza 2025, ma con contratto sportivo scadente nel 2024, come ci si deve comportare? Allora, come detto prima, sei calciatore 2005, quindi scadenza 30 giugno 2025, stipula un accordo di contratto di lavoro sportivo con la società con scadenza 30 giugno 24, alla scadenza del contratto il calciatore rimane tesserato perché il contratto non interrompe la continuità di tesseramento. Bene, allora, ci pongono una domanda. Allora, se in questo caso per i piccoli amici e scuole calcio ogni ritesseramento deve portare il certificato plurimo, questo voglio dire, qui siamo già al ritesseramento e quindi perché parliamo di piccoli amici e primi calci. Allora, il sistema, quando istruite la pratica, avete visto che vi richiede la documentazione necessaria per il tesseramento. Comunque, per il ritesseramento nella stessa società non vengono richiesti documenti, vengono richiesti solamente se nel caso di tesseramento con la nuova società. Ecco, e il Treville chiede se mettiamo le slide in condivisione. Certo, queste slide saranno messe nel nostro portale FIGC Veneto Calcio, né più né meno come la registrazione di questa sessione. Allora, ecco, il Vittorio Falme chiede, ma l'avevamo mostrato una slide prima, fino a che età è richiesta la firma di entrambi i genitori? Allora, la firma cioè il tesseramento deve essere firmato dagli esercenti la patria potestà genitoriale, quindi eh, anche da un solo genitore, se si tratta ovviamente sempre del tesseramento del settore giovanile, può essere fatto anche solamente da un genitore. Novità, come abbiamo detto prima, nei tesseramenti da 8 ai 13 anni non serve più la firma del calciatore, ma è necessaria dai 14 e basta. Allora, la società Eagle ci chiede, questa Jordi rispondo io, se nel rinnovo del tesseramento il calciatore straniero cambia nazionalità, lo potete fare direttamente voi società? No, non lo potete fare voi, perché è una correzione anagrafica che viene fatta nel sistema informatico centrale, quindi ci mandate, come fate ogni volta che chiedete una variazione, un documento di identità nel quale è riportata la nuova nazionalità, la nuova cittadinanza e quello lo operiamo noi in modo molto veloce e rapido. E questo così. Allora, il calciatore straniero già tesserato è ritesserabile entro il 25 giugno? No, è ritesserabile solamente se è un calciatore straniero volontario. Ecco, questa poi è una domanda importante. Il visto di esecutività è comunicato alle società tramite mail o apparirà a portale? Beh, allora, il visto di esecutività apparirà a portale. Voi avete la possibilità di visualizzarlo nelle pratiche aperte, visionando anche i segni di spunta vicino alla pratica, quindi se il tesseramento è approvato comparirà il segno di spunta, ma comunque sarà visualizzabile anche sempre dalle pratiche aperte, selezionando il nominativo del calciatore, incalci alla pratica vicino ai tasti salva definitivo, salva provvisorio, c'è c'è la possibilità di stampare la lettera al visto di esecutività, però comunque già
se il calciatore è inserito nel vostro tabulato calciatori, se è inserito all'interno delle distinte di gara, quelle che vengono fatte nel portale, il calciatore risulta tesserato, quindi è stato nel caso di approvazione nella pratica viene rilasciato in automatico anche il visto di esecutività. Posso, Giordano, aggiungere una cosa? Un Certo. invito ad utilizzare appunto, come hai detto, le liste da portare, perché queste eviteranno tanti problemi, come abbiamo avuto quest'anno, di impiego di ragazzi o ragazze non tesserati o non tesserati. Noi non l'abbiamo reso obbligatorio per non dare ulteriori adempimenti in più alle società, però è un consiglio che ci teniamo a fare: utilizzate queste liste da portare. Ecco, adesso i San Martino giovani fanno una domanda classica. Non riesco a fare la prelazione nel settore dilettanti ad un nostro atleta 2007. Il passaggio da SGS a DL non lo prende. Beh, Sì, come detto prima, in questo caso qui dove non è possibile fare il passaggio da SGS a DL perché i termini per il tesseramento sono scaduti, in questo caso qui, con questa tipologia di tesserato, dovrete attendere il 1° di luglio. Dal 1° di luglio il calciatore può essere tesserato con aggiornamento di posizione nella sezione tesseramento dilettanti. E adesso giriamo questa domanda al Presidente. Il Pozzetto chiede, quindi i dirigenti possono avere dei rimborsi spese senza contratti sportivi, ma con tesseramento normale da dirigente? Allora leggiamo un attimo, per non sbagliare, leggiamo un attimo quanto contenuto nel decreto legge del 31 maggio numero 71 in merito al rimborso spese. Mi sentite? Allora, l'articolo 29, il comma 2, è sostituito dal seguente. Paolo? Le prestazioni dei volontari sportivi di cui al comma 1 non sono retribuite in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari sportivi possono essere riconosciuti rimborsi forfettari per le spese sostenute per attività svolte anche nel proprio comune di residenza. Questa è una grande novità. Altra novità, nel limite complessivo di 400 euro mensili, e fino al 31 maggio, fino a questo decreto che è del 31 maggio, erano, se vi ricordate, ovviamente 150. In occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalle federazioni sportive nazionali, dalle discipline sportive associate, dagli enti, eccetera, eccetera, purché deliberino sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. E ovviamente per la FIGC è ammessa. Per i volontari sportivi che nello svolgimento dell'attività sportiva ricevono i rimborsi forfettari, gli enti sono tenuti a comunicarne i nominativi e l'importo corrisposto attraverso il Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (ASPAD), in un'apposita sezione del registro stesso, entro la fine del mese successivo al trimestre di svolgimento delle prestazioni sportive del volontario sportivo. Quindi, Scusami Presidente, ci pervengono tante segnalazioni che la tua voce si sente poco, forse non sei allineato al microfono. Quindi leggere di nuovo? Adesso mi sentite? se potessi magari fare un sunto per le società che non hanno afferrato bene. Che dal 31 maggio con il decreto, mi sentite adesso? Adesso mi metto proprio sotto il microfono. Con il decreto numero 71 del 31 maggio 2024 e l'articolo 29 che prevedeva, il comma 2 che prevedeva rimborso spese forfettarie, è stato variato con spese sostenute per attività svolte
fino a 400 euro mensili, comprese anche le attività svolte anche nel proprio comune di residenza. È chiaro che ci dovrà essere per i volontari sportivi che nello svolgimento dell'attività ricevono i rimborsi forfettari, gli enti sono tenuti a comunicarne nominativi l'importo corrisposto attraverso il RASD entro la fine del mese successivo al trimestre di svolgimento delle prestazioni. Quindi è una novità importante che possiamo rimborsare forfettariamente fino a 400 euro e non più fino a 150 euro. Bene, bene, Presidente. Allora, io direi abbiamo un'ultima domanda per Giorgio prima di passare agli altri articoli. Il Pescantina chiede se un calciatore ha un infortunio, che cosa fa Fede? La data di invio del tesseramento o la data di convalida del tesseramento? Scusate, allora fa fede la data di tesseramento. Come detto prima, la data di tesseramento per i calciatori italiani è determinata dalla data di spedizione del tesseramento, ovviamente sempre salvo buon fine. Facciamo un esempio pratico così magari è più facile da apprendere. Il sabato spedisco il tesseramento in maniera telematica, quindi faccio la telefonata del modulo di tesseramento completo di firme del calciatore, firme dei genitori se necessario, firma del presidente con timbro, quindi la pratica è corretta, la spedisco il sabato. Il calciatore domenica gioca, si fa male, la data di tesseramento, che noi comunque, la data dove noi riusciamo, è data dalla spedizione della pratica, la data di tesseramento sarà quella del sabato, quindi della data della giornata prima della gara. Quindi la data di tesseramento è data dalla data di spedizione della pratica. Ovviamente, ripeto, sempre che la pratica sia completa di tutta la documentazione richiesta. Bene, bene, bene. Io direi, se siete tutti d'accordo, il resto delle domande le analizziamo dopo. Passiamo all'articolo 95 che regola i trasferimenti e che fa fede anche con le domande che sono pervenute. Quindi adesso andiamo avanti. Vai, Jordi. Sì, passiamo allora all'articolo 95 delle NOIF, che sono le norme generali sul trasferimento e le cessioni di contratto. Quindi l'accordo di trasferimento di un calciatore o la cessione del contratto di un calciatore devono essere redatti per iscritto mediante l'utilizzo dei moduli predisposti dalla Lega e dalla FIGC. Ovviamente sono quei moduli che vengono forniti e che escono dal portale LND quando una società istruisce la pratica. Le operazioni di trasferimento e di cessione devono essere effettuate attraverso la modalità telematica. Nella stessa stagione sportiva un calciatore dilettante può tesserarsi sia a titolo definitivo che a titolo temporaneo ed essere utilizzato per un massimo di 3 società. Quindi anche questo è una novità introdotta con la nuova riforma dello sport, dove, la ripeto, un calciatore dilettante può tesserarsi a titolo definitivo o a titolo temporaneo per un massimo di 3 società e può essere impiegato con tutte e 3 le società. Cosa diversa invece per un calciatore professionista che potrà tesserarsi sia a titolo definitivo che a titolo temporaneo per un massimo di 3 diverse società, ma potrà giocare in gare ufficiali solamente con 2 società. I periodi per i trasferimenti e le cessioni di contratto per i calciatori dilettanti, per i trasferimenti tra società dilettantistiche sono dal 1 luglio 2024 a lunedì 30 settembre 2024. Il secondo periodo va da martedì 3 dicembre 2024 a mercoledì 18 dicembre 2024. Mentre per i passaggi
per i trasferimenti dei calciatori dilettanti da società dilettantistiche a professionistiche e viceversa sono dal 1 luglio 2024 a venerdì 30 agosto 2024 e da giovedì 2 gennaio 2025 a lunedì 3 febbraio 2025. Quindi queste sono le date per i periodi di trasferimento e di cessione di contratto. Ci sono domande, Paolo? Molte domande, devo dire, molte. Allora, partiamo, ti ripeto, la materia è importante e vediamo proprio chi ha fatto presa. Allora, il Maddaleni dice, e qua ritorniamo al discorso, evidentemente forse non è stato chiaro, ma è meglio ripeterlo. Se un calciatore con contratto sportivo annuale durante la stagione sportiva viene trasferito ad altra società, viene trasferito anche il contratto? Non ha specificato se è temporaneo o definitivo, però vediamo. Io non sento Giordano. Ah, scusate, ho riattivato l'audio. Allora, stavo dicendo che nel caso di cessione di contratto, la società cedente cede alla società cessionaria anche il contratto stipulato con la società cedente. Ci potrà essere la cessione completa del contratto, quindi con la cessione in toto del contratto con le clausole stabilite dalla società cedente o anche il subentro. Nel caso di subentro del contratto, la società cessionaria potrà diciamo, modificare o variare sempre in accordo con il calciatore i punti del contratto. Nel caso la società cessionaria non voglia subentrare o accollarsi la cessione del contratto, in quel caso lì non possiamo più parlare di trasferimento, ma sarà necessario effettuare la risoluzione consensuale del contratto con l'articolo 117 bis, e questo andremo a vederlo nei prossimi punti. Bene, la prossima domanda, guarda, questa riguarda proprio il Presidente, visto che hai già espletato molto bene quello che hai detto, ma allora il Monastier chiede se in buona sostanza un contratto co-co-co per un dirigente, quindi un'altra figura che non sia calciatore, e non lo tiene agli atti. È possibile? Come lo tiene agli atti? Non capisco cosa voglia dire lo tengo agli atti. Mi sentite? Paolo? Paolo? Mi senti? Mi Sì, senti? io ti sento, voi mi Sì, sentite? sì, sì, ti sentiamo bene. Il Monastier No, non chiede, ma capisco se cosa voglia dire tenerlo agli atti. evidentemente di non, I contratti penso, vanno trasmessi, vanno insomma, registrati al resto, certo, vanno certo. trasmessi e l'abbiamo Vabbè, detto un attimo casomai, fa, vanno trasmessi anche al RASD, quindi assolutamente se c'è un contratto, il contratto va onorato, perché immagino che poi voglia dire, vediamo se non superi i 400 euro, però insomma, se uno fa un vabbè, contratto, certo, dico no, casomai il Monastier farà un'implementazione della domanda, sì, hai sì, capito? sì, sì. Allora, invece, Giordano, il Vittorio Falmec chiede, ma per un DL, per un dilettante minorenne, volontario annuale, servono le firme entrambi i genitori o viene equiparato a un SGS dove può firmare solo un genitore? Bella domanda. No, rimane uguale, cioè nel tesseramento dilettante deve essere firmato da entrambi i genitori. Ovviamente come nella passata stagione sportiva veniva fatta la distinzione dei due tesseramenti in base all'importanza
del settore giovanile era diciamo, un accordo annuale, mentre per quanto riguarda il tesseramento dilettante, che è un impegno un po' più importante, venivano richieste le 2 firme. Ovviamente è rimasto anche invariato che nel caso di la presenza di un solo genitore, per dimostrare la presenza di un solo genitore, basterà allegare, non so, un certificato di morte o l'ultimo stralcio della sentenza dove è indicato che il cacciatore è affidato a uno dei 2 genitori. Quindi a noi, ripeto sempre, le nostre riunioni non interessano le motivazioni, ma ci basta solamente l'ultimo punto della sentenza dove viene indicato a che genitore viene affidato il ragazzo. Ecco, poi Beppi, qua abbiamo anche un'affermazione, e questo servirà a tante società. La società Scaligera ci porta l'esempio che loro nel mansionario pubblicato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in febbraio, i dirigenti e gli addetti all'arbitro sono stati inquadrati come lavoratori sportivi. Di conseguenza, loro hanno ritenuto possibile stipulare un contratto con queste figure. Beh, sì, voglio dire, anche noi abbiamo all'interno comitato della federazione, abbiamo lavoratori sportivi che sono dirigenti delle delegazioni, abbiamo noi presidenti del consiglio direttivo, quindi ci sta che sono amministrativi, insomma dirigenti amministrativi inquadrati come co-cosport rimborsi misti, che sono i rimborsi chilometrici, rimborsi di diari, eventualmente rimborsi di spese documentate quale l'autostrada o eventuali pranzi. Quindi sicuramente la federazione, se vedete quelle 10 figure, no, 14 figure della Federazione Italiana Gioco Calcio sono quelle maggiori che ogni federazione ha, nel senso che noi siamo arrivati a 14, altre federazioni molto meno. Quindi abbiamo compreso praticamente con quel mansionario quasi tutte le mansioni all'interno dell'attività di una società. Quindi va bene inquadrare anche come co sportivo il dirigente accompagnatore. Bene, allora adesso altra domanda per Giordano, perché un calciatore 2003 in continuità di tesseramento con contratto di lavoro oneroso in scadenza 30 giugno, il prossimo 30 giugno, può stipulare un contratto volontario? Allora, come ripetuto prima, a scadenza del contratto, quindi al 30 di giugno, lui rimane tesserato con la sua società di appartenenza e si troverà nella stessa situazione che si trovava prima di stipulare il contratto di lavoro sportivo. Quindi decade il contratto al 30 giugno, lui dal 1° luglio risulterà volontario, a meno che non si stipuli un nuovo contratto di lavoro sportivo. Ecco, altra domanda, che questa è ben articolata. Quindi il Real San Massimo chiede, diciamo, viene modificata la modalità con cui ricevere rimborsi spese da parte dei sodalizi per i quali svolgono l'attività. Quindi vengono eliminate le modalità di rimborso analitico a piedi lista e autocertificato fino a 150 euro al mese per prestazioni rese al di fuori del comune di residenza e viene introdotto un rimborso forfettario disciplinato nel modo che segue. Può essere riconosciuto per spese sostenute per attività svolte anche nel proprio comune di residenza. Può essere erogato nel limite complessivo di 400 euro mensili. Le spese devono essere effettuate in occasione di manifestazioni di eventi sportivi riconosciuti dalle federazioni sportive nazionali, discipline associate, eccetera, eccetera, enti, CONI e chi più ne ha più ne metta. Gli enti sportivi istituzionali, federazioni, devono deliberare sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.
Naturalmente qua ha scritto un papiro, quindi No, ma ha andiamo scritto esattamente quello che avevo quello letto che dice la prima. norma, certo. Sì, è la norma che è l'articolo 29,2 modificato dal decreto legge del 31 maggio che prevede questo. Chiaro che anche devono essere chiaramente registrati a RASD e quindi è quello che ho letto, probabilmente non si sentiva bene, però voglio dire, come abbiamo detto, questi sono argomenti a cui risponderemo anche separatamente perché abbiamo detto che parleremo del tesseramento. È chiaro che una nozione sul decreto legislativo del 31 maggio andava fatta perché ha fatto le variazioni, portato a 400 e anche è chiaro che l'attività deve essere un'attività attinente alla federazione, ma noi ci siamo, come ho detto prima, e quindi non ci sono problemi. È chiaro che tutta la... Ma questo è un argomento che esula dal campo. È chiaro che tutta questa normativa porta dei costi fissi comunque alle società, che sono quelli del professionista, del consulente, del Cosa commercialista. faccio? Però andiamo fuori tema, insomma, questi magari risponderemo a parte o Sì, faremo un'altra riunione con gli esperti, certo, col certo. commercialista e con il consulente. Ecco, beh, siccome il seguito delle domande verte tutto su questa materia, della quale tu hai appena parlato, io direi tu hai già dato la risposta, risponderemo a questa chat che sono state inviate e singolarmente risponderemo e naturalmente magari faremo Speriamo magari anche rispondere in maniera esaustiva, completa e giusta dal commercialista, ma insomma. certamente, certamente, certamente. Infatti, tutte quante, quindi io direi di passare adesso all'altra slide. Ah, il Vigasio, aspetta, scusate, allora il Vigasio, un attimo solo. No. Allora, il Vigasio, un attimo solo. Perché nel frattempo ne sono arrivate tantissime e quindi la leggi tu, ok. Vigasio, eccolo qua. In relazione alla risposta data al Pescantina sul tesseramento, mi dite che il giocatore inviato il sabato potrà giocare la domenica, ma ed il visto di conformità sarà già presente nel portale? Allora, la risposta data prima era in merito al tesseramento di un calciatore volontario italiano, perché nel caso di calciatore volontario italiano non è necessario, come detto prima, il visto di esecutività. Quindi, se si tratta di un tesseramento spedito il sabato, alla domenica può giocare, il lunedì noi convalidiamo il tesseramento e se è tutto a posto la data di tesseramento riporterà la data di spedizione del sabato. Cosa diversa è la spedizione di un tesseramento dove viene richiesto il visto di esecutività, che finché il comitato non approva il tesseramento e rilascia il visto di esecutività, il calciatore non può scendere in campo e se scende in campo scende in posizione irregolare. Allora, ecco, allora, con l'occasione, visto che verte anche su questo, il Vittorio Falme chiede, quindi se si fanno le liste da portale, un tesseramento avviato al sabato e non convalidato dal CRV, lo trovo non utilizzabile. Come può essere che può giocare e che mi si fa male se invece gioca e viene ammonito? La giustizia sportiva non lo riconosce come tesserato del sabato? Allora, la risposta diciamo, è analoga, la stessa a quella data prima al Vigasio. Allora, tesseramento volontario spedito, ancora come per esempio il sabato, può giocare la domenica, se è tutto a posto il comitato lunedì approva il tesseramento con data del sabato. Ovviamente sì, nel sistema di presentazione delle liste non comparirà il calciatore perché nelle liste compaiono solamente i calciatori con tesseramento approvato. In questo caso qui
potete inserirlo manualmente, e la giustizia sportiva, se viene ammonito, diciamo, lo trova il tesseramento a sistema, perché comunque i giudici, prima di sanzionare un calciatore non tesserato, vengono in ufficio qui da noi, da me e Paolo, e facciamo tutte le ricerche del caso. Quindi l'unico problema riguarda l'inserimento del calciatore nella distinta di gara fatta nel portale, che non compare, però in quel caso lì, se avete la certezza che il tesseramento completo di tutto, può essere anche aggiunto manualmente. Ecco, un'altra domanda e dopo passiamo anche alle slide. L'Unica Donna chiede se un calciatore può giocare in contemporaneità con due società. In contemporaneità cosa vuol dire? Cioè, non riesco a capire perché... Sì, cioè, allora dalla scorsa stagione sportiva è consentito il doppio tesseramento, calcio 5 e calcio 11. Ovviamente non può giocare ovviamente in contemporanea, perché il calciatore non si può dividere. Nel caso di società con doppia attività, potrà giocare il sabato a calcio 5 e la domenica a calcio 11 o viceversa. Nel caso di tesseramento con due società differenti, uno col tesseramento di calcio 5 e uno col tesseramento di calcio 11, potrà giocare in due giornate differenti con, con le due società per le quali il calciatore è tesserato. Ovviamente però il calciatore deve essere sempre tesserato. Se si tessera per l'attività di calcio 5 dovrà fare il tesserato, la società dovrà istruire la pratica con attività di calcio 5. Se lo fa per calcio 11 l'attività dovrà essere di calcio 11. Bene, direi che possiamo soprassedere un attimo con le domande, passare a questa slide, intanto si caricano e dopo magari in finale diamo risposta a tutti. Va bene, allora ok. Allora, il refrontolo, quindi il refrontolo chiede, ma quindi un calciatore viene tesserato definitivo per la società A, e in prestito va alla società B e anche alla società C. Può giocare con tutte e tre le società? Beh, in prestito non credo che possa andare per due società, comunque prego. Sì, allora in questo caso qui che va in prestito dalla società A alla società B, e in prestito per la società B e C. Sì, è un po' difficile, non è possibile questo, cioè lui andrà in prestito dalla società A alla società B e giocherà per la società B di calcio a 11. Se la società C è una società di calcio a 5 e lui è tesserato con la società C per l'attività di calcio a 5, potrà giocare con la società B per quanto riguarda l'attività di calcio a 11 e con la società C per quanto riguarda l'attività di calcio a 5. Cioè, è improbabile che ci sia il tesseramento, anzi è impossibile che ci sia il tesseramento per tre società. Ecco, allora, visto che abbiamo dato questa risposta, il Noi Santa Giuliana chiede: un calciatore può essere tesserato in due società solo come giocatore? Oppure si può tesserare in una come giocatore e in un'altra come mister o dirigente accompagnatore? Quindi due società diverse. Allora, come calciatore può essere tesserato in due società differenti se le attività sono differenti, quindi calcio 5 e calcio 11, come detto. Nella stessa società che svolge attività di calcio 5 e calcio 11 può essere tesserato per le due attività. Ovviamente non è possibile il tesseramento per società diverse, quindi nella stessa società un calciatore può fare anche il dirigente, però non può fare il calciatore dirigente o calciatore e allenatore per due società differenti. Bene, cosa dice? Andiamo avanti adesso. Ecco, allora, Jordi, se questa è la slide del 107. Sì, passiamo ora all'articolo 107 delle NOIF, la decadenza del tesseramento per rinuncia. Allora, è consentita al calciatore non professionista, giovane dilettante e giovane di serie,
con il rapporto, solamente con rapporto di volontario. È formalizzata mediante la compilazione e la sottoscrizione di un modulo predisposto dalla segreteria federale denominata lista di svincolo. Quindi questa decadenza e tesseramento per rinuncia sono le classiche che conosciamo ormai tutti, liste di svincolo. I periodi fissati dal Consiglio federale per effettuare l'operazione di svincolo sono ad inizio stagione e nel periodo suppletivo, quindi nella prossima stagione sportiva, quindi 24-25, le liste di svincolo si potranno fare dal 1 di luglio 2024 a martedì 23 luglio 2024 e nel periodo suppletivo da lunedì 2 dicembre 2024 a martedì 11 dicembre 2024. Mercoledì. Mercoledì, Oh, sì. mercoledì. Nelle liste di svincolo sono presenti gli atleti volontari, quindi nel primo periodo troveremo tutti i calciatori volontari tesserati entro il 30 di giugno. Nel periodo suppletivo le società troveranno tutti i calciatori volontari tesserati entro il 30 di novembre. Quindi domanda che viene fatta spesso dalle società nelle liste di svincolo è quando magari un calciatore viene tesserato l'1, il 3 o il 5 dicembre, comunque nel periodo delle liste supplettive, e la società magari vuole svincolarlo e ci dice non trovo i calciatori nella lista di svincolo. Non lo trova la società perché i calciatori che compaiono nella lista di svincolo del secondo periodo sono quei calciatori tesserati entro il 30 di novembre. Le liste di svincolo devono essere inoltrate telematicamente dalla società, quindi sempre con il portale RND. Gli atleti svincolati potranno tesserarsi dal giorno successivo alla chiusura di ciascuno dei due periodi. Quindi i calciatori svincolati dal 1 luglio al 23 luglio si potranno tesserare solamente dal 24 di luglio e i calciatori svincolati dal 2 dicembre all'11 dicembre si potranno tesserare solamente dal 12. Quindi anche se una società spedisce la lista di svincolo nei primi giorni del periodo di svincolo, il calciatore ugualmente potrà tesserarsi solamente dal giorno successivo alla data di chiusura. Paolo? Ecco. Adesso siamo anche qua in question time, quindi potete fare ulteriori domande. Intanto noi rispondiamo perché, guarda, ce ne sono diverse. Quindi, per esempio, qua torniamo sui contratti. Il Povegliano gli dice, se ho capito bene, il contratto sportivo deve avere un minimo di 1.800 euro, ma se concordo con il calciatore 100 euro al mese, è possibile? Non è possibile perché 100 euro al mese non raggiungono la cifra minima stabilita dagli accordi collettivi che è quella di 1.800 euro anno, quindi 150 euro al mese. Bene. Poi, allora, ulteriore domanda, eccola qua, la fanno, dicono nelle varie figure rientra anche chi taglia l'erba del campo? Sì, torniamo al discorso che questo è un argomento che esula, insomma, che ritorna, però voglio dire, la tipologia del mansionario di febbraio comprende un po' anche se proprio sul fatto di chi cura il campo, qualche perplessità c'è, però risponderemo a parte anche a questo. Ok. E, sì, allora ecco, noi vi ricordate all'inizio avevamo chiesto di essere precisi sugli argomenti, quindi anche le domande. Adesso per affrettare un po' le cose, il taglio Donale ci chiede se un calciatore può essere tesserato in due società, uno come giocatore e uno come dirigente.
due società diverse, già aveva risposto Giordano, questo non era possibile. Il Real Grezzana Lugo chiede se in sede contrattuale per i calciatori è possibile prevedere un premio partita e se ci sono dei limiti previsti, un minimo e un massimo, ma anche quello è riportato nel contratto. Comunque, ecco. E il Sanzeno Verona invece dice: se spedisco la pratica di sabato, la domenica il tesserato gioca e poi lunedì si scopre che il tesseramento è in errore, ci si espone a potenziali ricorsi? Anche questo l'aveva già esaminato Giordano, comunque attendiamo la risposta. Giordano, non ti sentiamo, Giordano. Sì, allora come avevo detto prima, il tesseramento per i calciatori italiani sempre salvo buon fine. Quindi una società deve avere l'accortezza prima di spedire la pratica di verificare che sia tutto corretto. Ovviamente se la pratica non è corretta e lunedì la pratica viene messa in errore, diciamo, la società si espone, potrebbe esporsi ad eventuali ricorsi. Quindi per questo lo dico sempre, prima di spedire, soprattutto per i tesseramenti a ridosso delle gare, di verificare con attenzione che tutti i requisiti vengano che ci siano tutti i requisiti perché il tesseramento vada a buon fine. Allora, qui le domande vertono soprattutto, vedi, sui contratti, su queste cose. Quindi è vero, siamo un po' fuori quello che è l'argomento di questa ultima slide, che erano gli svincoli collettivi. Anche al Presidente e anche a Giordano, se dobbiamo proseguire con le domande, vogliamo esaminarle tutte alla fine, Io direi di andiamo sì, avanti. Paolo. Ok, Io direi di sì perché quelle che esulano dall'argomento odierno o risponderemo a parte perché le abbiamo sì, tutte, o comunque insomma, in qualche modo risponderemo o faremo una sessione dedicata a questo ok, con va bene. l'esperto e con il commercialista. Quindi sì, perché molti vertono ancora sui trasferimenti. Sì, lo Stra chiede se ho tesserato un atleta in prelazione, posso mettere in lista di svincolo il 5 luglio? No, perché l'aveva già detto prima Giordano, i tesserati che possono entrare in lista di svincolo, naturalmente solo volontari, sono quelli che sono tesserati alla data del 30 di giugno. Quindi questo si è fatto la prelazione, il tesseramento andrà in vigore il 1° luglio e quindi è automaticamente escluso. Quindi vediamo un attimo, avversari 6-7 giocatori. Qual è il periodo di svincolo? Chiede la palla al piede. Il prossimo periodo di svincolo a luglio è dall'1, abbiamo detto, al 23 di luglio. Da lunedì 1 luglio 2024 a martedì 23 luglio 2024. Quindi questo è il primo periodo per la stagione sportiva 24-25. Ecco, ok, vediamo sempre i rimborsi lasciamo perdere. Quindi, vediamo se c'è qualcuno. Ecco, niente, basta, non ci sono altre domande per il 107. Allora direi di passare all'altro articolo che riguarda lo svincolo per inattività sportiva. Vai, Giorgi. Che è la decadenza del tesseramento per inattività del calciatore, ha cambiato nome, ma è lo svincolo, vecchio svincolo per inattività. Volevamo sì, portarvi a conoscenza delle modifiche che sono state fatte dal vecchio articolo 109 dello svincolo per inattività e di illustrarvi e di guidarvi nel caso di richiesta di svincolo da parte del calciatore e come guidarvi per fare un'opposizione in maniera corretta. L'articolo 109 può richiedere lo svincolo il calciatore o la calciatrice
che non ha sottoscritto un rapporto contrattuale di lavoro sportivo, quindi potrà essere richiesto solamente dai calciatori volontari, che non è stato inserito nelle distinte di gara ufficiali per almeno 4 gare ufficiali consecutivi, per motivi a lui non imputabili o dalla omessa presentazione della certificazione di idoneità all'attività sportiva nonostante almeno 2 inviti da parte della società. La differenza sostanziale tra il vecchio articolo 109 e il nuovo articolo 109 è che prima lo poteva richiedere il calciatore che non aveva svolto attività per almeno 4 gare all'interno della stagione sportiva. Con il nuovo articolo 109 invece lo può richiedere il calciatore volontario che non è stato inserito nelle distinte di gare ufficiali per almeno 4 gare ufficiali consecutivi per motivi a lui non imputabili. Ovviamente i motivi non imputabili al calciatore che la società non lo impiega, mentre i motivi imputabili al calciatore, per esempio, potrebbero essere l'infortunio, la mancata convocazione, la mancata presentazione alla convocazione fatta dalla società, sia da gare ufficiali che, come detto prima, per consegnare il certificato di idoneità dell'attività sportiva. La richiesta di svincolo dovrà essere formulata entro il 28 di febbraio dal calciatore non professionista ed entro il 30 aprile se il calciatore è un giovane dilettante. La richiesta dovrà essere fatta mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con PEC, diretta alla società di appartenenza e rimessa in copia al comitato di competenza, e dovrà essere inserita la ricevuta della comunicazione fatta alla società. Bisognerà allegare la ricevuta della comunicazione fatta alla società alla comunicazione fatta dal comitato. Quindi le modalità di richiesta di svincolo sono le stesse del vecchio articolo 109. Sono cambiati le scadenze, quindi abbiamo il 28 di febbraio per il calciatore non professionista e il 30 aprile per il calciatore giovane, ma le modalità di richiesta sono le stesse. Quindi il calciatore potrà richiedere lo svincolo mandando o una raccomandata o una PEC e ricordandosi di inserire all'interno della comunicazione fatta alla società. La società può porre opposizione entro 8 giorni dal ricevimento della richiesta, inviando PEC al comitato di competenza e per conoscenza lettera raccomandata con avviso di ricevimento al calciatore. L'opposizione va preannunciata al comitato di competenza con telegramma entro 8 giorni dal ricevimento della richiesta. Nel caso la società deduca 2 invii per la presentazione della certificazione di idoneità all'attività sportiva o convocazione a gare ufficiale non rispettate dal calciatore o dalla calciatrice, ha l'obbligo di dimostrare di avergli contestato le inadempienze mediante lettera raccomandata spedita entro 8 giorni dalla stessa. Quindi, se la società convoca il ragazzo prima per la presentazione del certificato di idoneità fisica o comunque anche in caso di convocazione a gare ufficiali, nel caso il calciatore non si presenta, la società dovrà contestare entro 8 giorni dalla data di convocazione, dovrà contestare la mancata presentazione alla convocazione. L'opposizione non effettuata da parte della società nei modi e nei tempi previsti dalla normativa è considerata adesione alla richiesta del calciatore. Quindi questa cosa che abbiamo evidenziato è molto importante perché mettiamo il caso, il calciatore svolge attività per motivo X, fa richiesta di svincolo per inattività, anche se non ha i requisiti per richiederlo, la società non fa opposizione, noi siamo tenuti a svincolare il calciatore perché la società, e come riportato nella norma,
se non fa opposizione nei modi e nei tempi previsti dalla normativa, è considerata adesione alla richiesta di svincolo del calciatore. Ecco, scusa Jordi, hai fatto bene proprio, è il caso di ripeterlo, che in questo caso il CR Veneto, noi non siamo tenuti a controllare la veridicità della richiesta di svincolo che fa il calciatore. Quindi se è vero o meno che lui ha giocato o è stato indistinta. Il calciatore fa la richiesta di svincolo, la società fa l'opposizione, il Comitato Veneto accerta che quanto asserito dal calciatore e dalla società corrisponde al vero. Quindi il fatto, come ha detto Giordano, quindi se non fate l'opposizione, per noi vuol dire che siete d'accordo nel consentire lo svincolo. E a tal proposito c'è una società che chiede, quindi chiede, il Vazzola dice, si intende che non gioca per 4 partite o realmente non inserito in lista? Allora, vogliamo specificarlo ancora, Giordano? Sì, allora, a differenza delle passate stagioni sportive, con il nuovo articolo 109, il calciatore può richiedere lo svincolo se non viene inserito nelle distinte di gare ufficiali per 4 gare ufficiali consecutive. Quindi se il calciatore per 4 gare ufficiali consecutive non viene messo in distinta di gara ufficiale, il calciatore può richiedere lo svincolo per inattività. Ecco, e a proposito di questo, il società Zigonio Terzo chiede la contestazione del calciatore di mancata presenza alla convocazione può essere fatta sempre e solo tramite raccomandato ricevuto di ritorno, prevedere in accordo col calciatore altre forme tipo WhatsApp, tutti quei social che si possono usare oggi? No, la normativa purtroppo, cioè, consente solamente l'inoltro delle comunicazioni al calciatore per raccomandata, perché comunque a differenza delle società che hanno l'obbligo di avere un indirizzo PEC, il calciatore potrebbe non avere l'indirizzo PEC abilitato, quindi al calciatore le comunicazioni devono essere fatte per raccomandata. Eh, Anche perché poi viene fatto per raccomandata perché poi la società ha la documentazione per certificare che il calciatore era stato convocato. Non vengono presi in considerazione in esame in fase di misura di opposizione gli altri modi di convocazione che può essere WhatsApp, telefonata, quelle non sono contemplate dalla normativa. Ecco, è anche vero quello che dice il Sanzeno, nel senso io elenco quello che lui dice che è valido anche la messaggistica istantanea, dico per legge, però voglio dire sì, questo forse nell'ordinamento civile, ma in quello sportivo la federazione per il momento non prevede appunto i social o questi altri sistemi di messaggistica. E l'altra domanda, perché non si obbligano tutti i calciatori ad avere una PEC? Perché beh, io credo che non si possa obbligare perché ha un costo e quindi quello non detto in FIGC che non è possibile obbligare i calciatori ad avere una PEC, tanto più che le società sanno molto bene, a volte i calciatori usano proprio la PEC della società per avere rapporti magari con la FIGC. Ecco, quando ho detto vale solamente per i dilettanti, così è rimasta. Ecco, abbiamo anche il collega che ci dice quanto appena detto sull'articolo 109 vale solamente per i dilettanti. Per l'SGS, come funziona invece lo svincolo, l'articolo 109? Sì, allora le novità sono state apportate solamente all'articolo 109 per quanto riguarda i calciatori dilettanti.
Mentre per quanto riguarda i calciatori del settore giovanile, l'articolo 109 è rimasto invariato, quindi potrà richiedere lo svincolo per inattività quel calciatore che non ha svolto attività nelle prime 4 gare ufficiali. Se il calciatore nelle prime 4 gare ufficiali non svolge attività, può fare richiesta di svincolo. Noi in questo caso qui, nel caso del settore giovanile, verifichiamo insieme ai colleghi delle delegazioni, ai colleghi del settore giovanile, i rapporti arbitrali e se il calciatore effettivamente non ha svolto attività, procediamo allo svincolo. Visto che abbiamo parlato di svincoli di settore giovanile, faccio un piccolo inciso anche su un'altra modalità di richiesta di svincolo per i calciatori del settore giovanile, che è quella, la richiesta di svincolo in accordo con la società prima dell'inizio dell'attività. Quindi anche questa è una modalità di svincolo riservata solamente ai calciatori del settore giovanile. Ecco, e adesso invece abbiamo il Vigasio, che però siamo costretti a negare quello che dice. Loro dicono che sembra che sia valida la comunicazione da PEC alla mail del calciatore, in questo caso per la richiesta, comunque non è prevista dalla FIGC. Sì, allora nella normativa non è prevista, non ci sono state casi che comunque hanno fatto giurisprudenza, anche perché comunque è stata introdotta da poco da parte della Commissione tesseramenti. Diciamo, queste sono le modalità riportate nella norma. Sicuramente se verrà introdotta la possibilità di inviare la PEC al calciatore o altri modi di comunicazione, sicuramente verranno riportati negli articoli delle NOIF e noi daremo pronta visione alle società con la pubblicazione del comunicato ufficiale. Per ora ci atteniamo a quanto riportato nella norma. Ecco, credo siamo all'ultima domanda, ci viene dall'Unione Cadoneghe, sempre relativa agli svincoli, e chiede se può essere inoltrata la richiesta di svincolo per inattività dal calciatore anche nel caso di squalifica di 5 gare. No, in No, quel caso lì non può essere. deve essere per motivi a lui non imputabili. Esattamente. Se prima ho fatto alcuni esempi, magari ho tralasciato la squalifica, però se un calciatore è infortunato, il motivo è imputabile al calciatore, quindi la società non può impiegare e inserire indistinta il calciatore infortunato. Il calciatore è squalificato, ovviamente il calciatore non ha titolo per richiederlo, però ripeto e ritorno a quello detto prima e ripetuto anche dal collega, che se il calciatore magari è squalificato per 5 gare, spedisce la richiesta di svincolo e la società non fa opposizione nei modi, nei tempi previsti dalla normativa, questa è considerata adesione alla richiesta del calciatore, quindi noi dobbiamo svincolare il calciatore anche se non aveva titolo, perché se la società non fa opposizione, per noi, diciamo, la società non facendo opposizione dà il benestare per lo svincolo del calciatore. Ecco, facciamo un'ultima precisazione, sempre relativo al 109, che il Vigasio dice, ma la PEC è una raccomandata. Certo, certo, sicuramente ha la stessa valenza. Infatti noi abbiamo accettato richieste di svincolo proposte da calciatori per PEC e abbiamo anche accettato opposizioni sempre per PEC dalla società. Questo è indubbio. Il fatto è che non tutti i calciatori hanno una PEC o possono magari avvalersi di qualche amico o qualche azienda dove potersi appoggiare. Quindi, infatti, il San Zeno Verona dice è raccomandata da PEC a PEC. Sì, anche perché comunque è vero che comunque la PEC è come fosse una raccomandata, però non è un dato che il calciatore è obbligato a fornirvi, perché mentre l'indirizzo all'atto del tesseramento è obbligato a fornirvi l'indirizzo e voi siete obbligati ad inserirlo,
l'indirizzo PEC è un dato che una società potrebbe anche non avere perché il calciatore non è obbligato a fornirlo, come non è obbligato ad avere la PEC, mentre sono in possesso degli indirizzi dei propri calciatori. Bene, direi adesso passiamo all'ultima slide, credo anche questa molto molto importante, perché è quella che norma, diciamo, l'articolo 117. Quindi ritorniamo praticamente sui contratti e quindi Giordano, questa è l'ultima e quindi dopo aspettiamo le eventuali domande. Sì, allora parliamo ora dell'articolo 117 bis delle NOIF, anche questa novità introdotta con la nuova riforma dello sport, perché prima era una cosa riservata solamente ai calciatori professionisti in regime di contratto. Con l'avvento della nuova riforma dello sport è stato introdotto anche nel mondo dilettantistico. Quindi la pratica di risoluzione del rapporto di contratto di lavoro sportivo deve essere istruita nella società nel portale LND, sottoscritta e timbrata dal legale rappresentante della società e dal calciatore ed inviata telematicamente. La decadenza del tesseramento è determinata dal giorno in cui i competenti organi federali, ad esempio in questo caso il comitato di competenza, ne prende atto attraverso il deposito telematico e il calciatore, la calciatrice può tesserarsi nuovamente in ambito dilettantistico entro il 31 gennaio 2025. Novità anche di quest'anno, mentre in questa stagione sportiva il comitato riceveva la pratica, ne prendeva atto mediante i propri portali e procedeva allo svincolo del calciatore e quindi non dava comunicazione, ma ne prendeva solamente atto e svincolava il calciatore e la calciatrice. Disposizioni federali di questa stagione sportiva, metteremo nel comunicato della settimana anche la lista dei calciatori che ricevono la libertà sportiva secondo l'articolo 117 bis delle NOIF. Quindi faccio un piccolo esempio per semplificare la cosa. Quindi noi, se una società manda una risoluzione consensuale il lunedì mattina, noi sempre lunedì la approviamo, quindi ne prendiamo atto e svincoliamo il calciatore già il martedì potrebbe ritesserarsi con una nuova società, noi solamente però il mercoledì, che è il giorno che noi facciamo comunicato, pubblicheremo la lista dei calciatori che si sono svincolati con l'articolo 117 bis, riportando anche la data di svincolo. Quindi se trovate un calciatore nel comunicato, troverete anche la data di svincolo. Quindi non vengono svincolati dalla data del comunicato, ma vengono svincolati dalla data di quando il comitato di competenza ne prende atto. Bene, questa come vi ho detto prima è l'ultima slide, se ci sono domande per questo argomento siamo qui. Allora, intanto ci vengono fuori delle domande per altri aspetti. Allora, ci chiedono il ritesseramento del mercato invernale SGS termina il 31 gennaio. Ma quando inizia questa finestra di mercato? Ma il ritesseramento SGS nel mercato invernale? Non riesco a capirlo. Questa, magari se può essere un po' più preciso. Sì, perché se parliamo di ritesseramento, abbiamo detto che il ritesseramento si può fare sia per le SGS che per i dilettanti volontari dal 1 giugno al 25 di giugno. E quindi questa è l'unica finestra che dal prossimo anno sarà dal 16 maggio al 25 di giugno. Quindi questa è l'unica finestra per il ritesseramento della nuova stagione sportiva. Per quanto riguarda il settore giovanile, non è stata fatta nessuna non è stato detto niente per quanto riguarda
gennaio. Non c'è un limite di tesseramento al 31 gennaio per il settore giovanile. Quindi, Per il eh, tess- Esattamente, cioè non c'è non c'è il limite. magari la società può mandarci la mail chiarendo in maniera più esaustiva, insomma, la sua richiesta. Sì, perché poi abbiamo parlato sempre di tesseramento, dei calciatori e calciatrici che i maggiorenni possono essere tesserati fino al 31 di marzo e i minorenni entro il 13 di maggio, però sono sempre state date ben precise. Allora, no, volevo dire, Presidente, mi dispiace perché sono tanti che ci stanno lasciando, questo mi dispiace, ma ci sono ancora delle domande. Per Sì, esempio, il però portfolio dice... è un po' come lunedì, insomma. Sì, no, mi Dopo dispiace, ci va. dovevamo ancora far vedere il visto di esecutività, che era molto importante, quello poteva servire alla società. Comunque una domanda sempre inerente agli svincoli, quindi appena svincolato da una società il calciatore lo troviamo presente nell'elenco aggiornamento di posizione? Scusa, puoi ripetere la domanda perché no. Sì, no, lo dicono, cioè, quindi la società Quadrifoglio chiede, quindi appena un calciatore è svincolato da una società con lista di svincolo, il calciatore lo troviamo presente nell'elenco di aggiornamento di posizione, quindi nella posizione per fare il ritesseramento? Sì, il calciatore svincolato potrà essere ritesserato mediante l'aggiornamento di posizione per quanto riguarda i dilettanti e tesseramento da altra società per quanto riguarda il settore giovanile dal giorno successivo alla data di chiusura delle liste di svincolo. Quindi già dal giorno successivo la società può operare con il tesseramento. Bene, allora domande non ce ne sono altre. Io direi che allora possiamo in questo caso, intanto ringraziamo tutti quanti i partecipanti. Presidente, mi dai un minuto che volevo far vedere quella slide, Tutto quello che vuoi, tutto quello Sì, che vuoi. un attimo solo allora, e così siamo ancora 165 persone collegate, quindi io direi di mettere in condivisione il visto di esecutività. Quindi vediamolo un attimo, eccolo qua, così, eccolo qua. Allora. Eccolo qua. Allora, vi avevamo parlato, Giordano vi aveva parlato del visto di esecutività. Adesso, Giordi, io ti do la parola e ti metto in condivisione il visto. Sì, eccolo. Come, come detto prima, questo documento è visibile, cioè potete scaricarlo sempre nel portale dalle pratiche aperte, selezionate il nominativo del calciatore e a piedi pagina troverete vicino ai pulsanti salva definitivo, salva provvisorio e ristampa ci sarà anche la possibilità di stampare questo visto di esecutività che viene proprio rilasciato in automatico al momento dell'approvazione della pratica. Ora Paolo, ho visto un'ultima domanda del società Valpolicella dove un giocatore chiede, un giocatore ha facoltà di risolvere il suo contratto con più società nella medesima stagione? Sì, allora il calciatore con contratto ha la possibilità di risolvere il suo contratto con più società, però come detto prima, il calciatore potrà tesserarsi e svolgere attività solamente con 3 società, quindi diciamo sempre nei limiti previsti dalla normativa, lui potrà tesserarsi con 3 società e giocare con 3.
Con questo credo che abbiamo concluso. Presidente, a te la parola. Sì, no, niente, solo per dire grazie a tutti quelli che hanno partecipato, ma un grazie particolare a Giordano e a Paolo per la loro professionalità, disponibilità e competenza. E quindi la promessa che risponderemo alle domande in merito alla riforma dello sport più che al tesseramento proprio alla contrattualistica. Vediamo se il nostro esperto è disponibile, il nostro consulente fiscale commercialista è disponibile per fare un incontro con tutte le società in modo di rispondere in maniera esaustiva alle loro domande. E anche un altro argomento andremo a trattare prossimamente, che è, non abbiamo proprio toccato oggi, sarà il premio di preparazione, il premio di tesseramento, che è stato modificato in maniera sensibile e quindi le società hanno la necessità di venire a conoscenza di tutte queste modifiche. Di nuovo grazie Paolo, grazie Giordano, bravi davvero. Bene, grazie Grazie. Presidente, delle belle parole. Niente, ringraziamo anche noi Tutte le tutti i società. partecipanti, certo. Giordi, a te la parola. Niente, volevo ringraziarvi. Comunque, se avete altri dubbi, potete tranquillamente scrivere alla nostra mail, che è sempre becalcio.tesserati@lnd, e noi siamo a vostra disposizione. Buona serata a tutti. Ciao, Arrivederci a ciao a tutti. tutti. Interrompiamo. No.